Buonasera a tutti, vestiti voi, tenevano de oggi di Kimbe, del suo mese di agosto, 2026. Bene, torniamo a pagina nostra, ecco qua, andiamo a vedere come si presenta Toia Saida, che si presenta di voi, a quest'ora questa è stata scattata a San 9 o 9 minuti, quindi Saida è stata come dalle nuvole e dimos poi che non hanno su Zaravalla a proposito del Sadie, che lo Zaravalla non era calcolata come verso Nova Saldecche, poi spalazzato un pacco, però a Sauna e torna da calcolare e addirittura a Sastrese via deve sprovere, se la tasarbato e poi torna a provare da essa schimbe a sa 7 del 0, questa è già prevista da sul Taravallo, però oie, po' crasa, iovia, sulle preno fino a Sauna, poi da Sauna cominciata a calcolare e noi abbiamo staccato che tiriamo verso Rastrese e poi deve fare questa temporata, cioè Trischia insomma verso Salvato. Bene, vediamo le temperature a 31 gradi oggi è massima, 22 la minima, io vi a 32 gradi e la minima 22. Amo da dare un toccamento e dolo, magari non sono in meta che lo conoscono, però è della Vizzicheso, in Sassari a 90 anni c'è anche il morto Pietro Mannu, de Sol de Carreggio e de Zinna Rosa de Giorgi Poio, frate de Bacchisio e Gina, marito di Maria Antonietta, de Cillare e babbo di Giuliana, Claudia e Alessio. S'interro è storia Kimbe in Sassari, a Sastese e Merisa, che è di Santo Paolo. Condolenze e pazienza, se famiglia tutta da parte del vestitivo. Adios. Adios. Bene, dobbiamo aspettare la esta sotto, sabato, o chi in Antonello come chi canta a Venditti e poi queste in contemporanea Sagra de Saervecche, a cominciare da essa sotto, e poi il concerto verso le 9 e mezza, Saldecche, e poi dopo il concerto Beata Sechile su DJ set. Bene, ecco, Antonello Cuomo che canta appunto Venditti. Entriamo sul giornale, amo su Leone Sarda, bacini, il tesoretto dell'isola, scorte idriche sufficienti, ma nella nulla si continua a soffrire l'assette. La Sardegna boccheggia per l'estate più torrida di sempre, ma per fortuna non soffre l'assette. Nei bacini dell'isola c'è un tesoretto, eredità di un inverno generosissimo sul fronte delle precipitazioni. La percentuale media di riempimento è del 73,3%, con punte superiori all'80% nel sistema Flumendosa. Muore nel crollo di una casa, Bono, vittima un 41enne, molto grave il padre. Collegamenti con l'aeroporto, prove di pace nella lite tra tassisti. Capito, una guerra appunto che non vi lo scheriano del quarto. No all'apertura a quarto e pura. Fate lavorare anche noi all'aeroporto di Cagliari Elmas. La richiesta dei tassisti di quarto, Pula, a Semine Capoterra davanti alle code non è caduta nel vuoto la richiesta. Omar Zaher, delegato ai trasporti per la città metropolitana di Cagliari, apre a una centrale unica per tutti gli operatori dei 17 comuni dell'area. Chiusura per ora dei tassisti cagliaritani. Basta e avanza, sostengono, concedere le seconde guide ai titolari di licenza non conviene. La replica d'estate il servizio è inadeguato. Vabbè, in questo non è che tipo Camallo. Crolla un muro in casa, un morto e un ferito a Bono. Il fumo 100.000 ettari, roghi per colpa dell'uomo. Cala Finanza, blitz della procura a Villa Joy e la struttura finisce sotto sequestro. Dopo la protesta, appunto, che abbiamo fatto,
Todde sulla sanità resta l'assessorato un'ottima squadra. E che Scarborough progetto da 1,5 miliardi per creare un data center. Pagato 80 euro come comparsa, l'INPS gli chiede 16.000 euro. Il pensionato non poteva accumulare il reddito. Un'odissea, è un pensionato attore che è andato a fare la comparsa e l'ha l'INPS, che qualcuno l'ha segnalato. Un'odissea per un pensionato dell'Interland sassarese, l'uomo recita in un film come comparsa, compenso 80 euro, ma per l'INPS ha violato il divieto per chi, come lui, era andato in pensione con la quota 100, non poteva accumulare altri redditi. Questo territorio non si è abbandonato, siamo ai danni dell'uvula, ai raggi X dei carabinieri, i bossoli raccolti dopo gli spari esplosi contro la casa. Oggi Consiglio Comunale, l'appello della sindaca di Anani dopo l'attentato alla coppia di ricercatori legati ad ET. Non solo le fiamme, ma anche colpi di pistola esplosi senza esitazione come bersaglio l'abitazione del ricercatore legati all'ET. Oggi alle 19 il Consiglio Comunale di Lula si riunirà per parlare dell'attentato di sabato sera contro Carlo Giunchi e sua moglie, i due ricercatori dell'INGV che lavorano all'ET, vittime di un attentato incendiario alle loro auto. È confermato che chi ha agito ha esploso anche alcuni colpi di pistola. Impronte DNA, non solo le fiamme, perché il messaggio fosse più cupo, chi sabato notte ha incendiato le auto dei due ricercatori dell'INGV ha esploso anche alcuni colpi di pistola contro l'abitazione presa in affitto. Un dettaglio che dopo giorni ritrova conferme e rafforza l'atto intimidatorio. Un evento su cui i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro e della compagnia di Pitti sperano di trarre ulteriori elementi. La consigliera Calia, tutta la mia affettuosa solidarietà ai tecnici che coraggiosamente hanno scelto di abitare a Lula, dice Maddalena Calia, consigliera comunale di minoranza a Lula, condannando l'atto intimidatorio. Gli interessi in gioco sono enormi e la matrice è variegata, ma il progresso non si ferma di fronte all'incendio di un'auto. SOS di Michelangeli, sottolinea Clara Michelangeli, sindaca di Onanì, questa azione inquietante colpisce anche la comunità di Onanì che si prepara ad accogliere questa importante infrastruttura. Credo che questa azione sia il frutto della paura per il futuro che non si conosce. Non basta condannare, occorre che di fronte a questo investimento il nostro territorio non venga abbandonato a sé stesso e chiede maggiori vigilanza e una migliore comunicazione con un linguaggio semplice e comprensibile da tutti. La solidarietà, l'INGV, eccetera, eccetera, il suo solito scarrello di solidarietà istituzionale, eccetera, eccetera, quanto accaduto colpisce le persone, infine, l'Unione dei Comuni, Gianluca Farri, sindaco di Siniscola, eccetera, eccetera, tutte le solita sfilza istituzionale. Attentato, i sindaci in campo difendono il progetto IT. Stasera in comune la seduta del Consiglio straordinario. Allora, noi sardi siamo campioni mondiali di autolesionismo, esordisce dopo un breve prologo il sindaco di Siniscola Gianluigi Farris, perché qualunque trama si nasconda dietro questo atto schifoso, a pagare saremo noi che abitiamo questa grande isola e in particolare noi che popoliamo i comuni prossimi a quello di Lula, eccetera. Mario Calia condannare l'atto intimidatorio compiuto ai danni dei ricercatori
eh, ospiti nel paese di Lula. Allora, per farlo anche a poche ore dal Consiglio Comunale straordinario convocato a Lula per questa sera alle 19 con un unico punto del giorno, sottolinea anche il sindaco Mario Paglia. Clara Michelangeli, la Mongialese, Emilio De Feno, Torra, Roberto Cappelli e poi Salvatore De Ida, l'Einstein Telescope, deputato dei Fratelli d'Italia, vabbè, tutto lo scarrello, no? Pisone, gente del popolo nominata. Va bene, andiamo da innanzi, Cala Finanza, Villa Joy, finisce sotto sequestro. Macchiatora. Sigilli che anche ha un sito archeologico, 5 persone indagate. I nomi: Villa Joy sotto sequestro, e sotto sequestro anche i 36 ettari e un sito archeologico presunto nella località di Cala Finanza. Punta la Greca, Cala Sedalisi, ieri mattina, poco prima delle 10, è scattata a Porto San Paolo l'operazione coordinata dal procuratore facente funzione di tempio Alessandro Bosco e dal sostituto Sebastiano Carpinato. I magistrati ipotizzano una serie di reati urbanistici, ambientali e paesaggistici collegati ai progetti in parte realizzati dalla società sardo-brasiliana Tavolana Bay. Il personale del Corpo Forestale, Ispettorato di Tempio, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari hanno eseguito il provvedimento di sequestro urgente che nelle prossime ore dovrà essere valutato dal GIP del Tribunale di Tempio. Le contestazioni della Procura gallurese risultano in una inchiesta che va avanti dallo scorso anno, ben prima delle proteste e delle manifestazioni. Sono a carico di 5 persone chiamate in causa a vario titolo. Si tratta dei committenti dei lavori, vertice di Tavolana Bay, dell'impresario incaricato degli interventi e dei professionisti che hanno diretto il cantiere. Nocker Gai. Andiamo da innanzi. Patate e meloni arsi dal sole, gli animali sotto stress. Produzioni ridotte dove l'irrigazione è difficile, si contano i danni. Il fumo nell'isola, già quasi 10.000 ettari. Il caldo non dà tregua, bollino rosso anche a Cagliari. Ieri ad Orani superati i 41 gradi, soffrono tutta l'Italia e mezza Europa. Sanità, soldi e polemiche, spese senza un progetto. 1 miliardo nella manovra, ma è scontro tra opposizione e torto. Fratelli d'Italia e alleati serve un assessore. La Presidente badate troppo a chi ricopre la delega. Medici gettonisti, ipotesi proroga, ma poi il governo dice no. Scomparre dal decreto PA, pubblica amministrazione, la possibilità di utilizzarli per un altro anno. Neurologia cancellata a Ozieri, un solo reparto in tutto il nord. Torde sulla sanità, resto all'assessorato. Ho un'ottima squadra, e vabbè. Ma tu che non sei ultimo, in consiglio dibattito sulla variazione di bilancio. Rimarrò all'assessorato alla sanità per tutto il tempo necessario. Non sono sola, seguito il dossier, ma sostenuta da un'ottima squadra. Così la Presidente Tolle, concludendo il suo intervento in Consiglio regionale, al termine della prima giornata dedicata all'esame degli articoli sulla variazione di bilancio, circa 2,2 miliardi nel triennio, di cui uno dedicato alla sanità e alle politiche sociali, si è pronunciata in merito alla richiesta di dimissione dall'assessorato.
La presenza della Presidente ha dato modo alle opposizioni di scatenarsi nelle critiche al suo progetto. Un data center nell'ex Carbon Sulcis, 400 posti di lavoro nella miniera. Il governo approva il progetto USA per il sito di Nuraci Fius. Uno comitato contro deve nascere diritto. Lo aveva annunciato 3 settimane fa il ministro Urso, adesso c'è la delibera del Consiglio dei Ministri. Il progetto di costruire un data center nella miniera di Nuraci Fius ex Carbon Sulcis con annesso impianto energetico. Passa il progetto dalla teoria alla realtà. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al progetto definendolo prioritario e di interesse strategico nazionale. Il progetto, denominato Digital Vault Sulcis, è promosso dalla società Energy Vault, prevede la realizzazione di un data center integrato con infrastrutture per la produzione e l'accumulo di energia rinnovabile. L'iniziativa comporterà un investimento di 1,5 miliardi di euro e comprende un data center con capacità fino a 30 megawatt e con una stima di circa 400 posti di lavoro da occupazione diretta e indotto. Namoro da innantisi, cala finanza, blitz della procura, Villa Joy finisce sotto sequestro. Dietro le quinte l'autorizzazione unica ZES, tanti ricorsi al TAR e neppure una sentenza. A turno in tribunale la regione, la struttura di missione e la stessa società del gruppo IHF. Tutto ricorre nella città. L'Europa ora stretta sui migranti, più rimpatri e lotta ai trafficanti. Al summit Piantedosi rilancia l'AUBU per i paesi extra UE. Lo stretto di Hormuz verso la riapertura, insomma, Trump se sta reso. Medio Oriente, sulla svolta arrivano conferme sia dagli Stati Uniti che dall'Iran, cioè gli permette di controllare il stretto di Hormuz. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere reso noto nelle prossime ore, all'annuncio del segretario del Tesoro americano Scott Bessent che calma la situazione sui mercati. Hanno seguito conferme anche dai mediatori e dallo stesso Iran. A tirare le fila dei contatti che vengono in forma indiretta sono il Qatar e l'Oman. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha, Mayei Assari, ha parlato di bozze dell'accordo che le parti si sarebbero scambiate per limare i dettagli. Campo largo, disgelo fra Schlein e Conte verso le primarie, soluzione PD, M5 Stelle e AVS, riconsiderare gli impegni NATO. Siamo a posto. Segnale di disgelo tra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo le polemiche degli ultimi giorni che hanno fatto scricchiolare il futuro del campo largo. A soffiare via le nuvole di un possibile scontro tra i due leader è stato Conte, che fuori da Montecitorio ha spiegato che con Schlein non c'è nessun problema personale. Oggi ci siamo visti a pranzo, lo avevamo concordato già la settimana scorsa, la dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco. Una di queste sono cazzi attore. Vabbè, non che gli manca ragionare comunque. Allora, su Hormuz accordo entro poche ore, speriamo. Ucraina-Russa, attacchi incrociati, svolta storica in Giappone, il governo si riarma. Almeno altri 8 civili, tra i quali 2 bambine ucraine, sono morti nei nuovi bombardamenti incrociati tra le forze di Mosca e Kiev. Il giorno dopo la strage provocata su una spiaggia russa sul Mar Nero da un drone ucraino, mentre vicino a Sebastopol, nella Crimea occupata,
dai russi e sottoposta da settimane a incessanti bombardamenti ucraini, un soldato dell'esercito di Mosca ha aperto il fuoco dapprima contro i suoi commilitoni e poi contro alcuni civili, uccidendo in tutto 4 persone e ferendone 4. Un attacco di droni su una zona industriale nella regione di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, secondo quanto riferito dal governatore Andrei Voroboi. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novensky, nel distretto municipale di Kharkov, ha spiegato Voroboi, nella specificare quali sono gli impianti colpiti. Oh, yeah, yeah. La guerra. In questo terminamos esta novela de hoy e nos damos appuntamento torna a casa a sama tesora. Aquí vamos a partir a sigla de tancatura. E noi così a poter fare questa diretta adesso questo comunale dell'Uvula, la presenza è permessa ma la diretta probabilmente no. A menzo vedere, buonanotte dai Bizzi TV, adioso e menzo a casa.